tutti dalla sala A di Via Asiago. Viva Radio 2. Beh, devo dire che salve, benvenuti. Eccoci. Benvenuti. Baldini, Ciao. sei moscio. Sì, sei è vero. Moscio. Senti? Sei moscio, era È meglio vero, Pippo Baudo. Era meglio sì, Pippo Baudo, Era meglio Pippo? No, devo dire, io farei ancora un applauso a Pippo Baudo perché ieri è stato meraviglioso. Gliene abbiamo dette di tutti i colori, gliene abbiamo dette, veramente. Ho sentito. Gliene abbiamo dette veramente, tra l'altro Pippo Baudo è entrato nella parte di Baldini e oggi ha scommesso sul cavallo della Rai. Devo dire, Baldini, non se ne può più di te, te lo dico da amico, perché? proprio non se ne può più, sappilo. Non ce la facciamo più a vedere te e Pupo in televisione che parlate delle vostre disgrazie. Non ne possiamo più. Non ne possiamo più. Si deve vendere il libro. Basta! L'abbiamo capito che vi siete redenti. No, che redenti? Vi siete, l'abbiamo capito. Ma se tu ieri hai scommesso che al funerale di tua zia il parente che arrivava prima alla macchina. E ho anche vinto. Ho anche vinto. Dai, su, ma come si fa ogni sera poi con quell'altro che ci puccia il pane, Bruno Vespa? Ah, sì, abbiamo giocato la scina, la tombola. Va fatto giocare a tombola, vergogna! Nel 2006 come gli ottantenni, come coi fascioli, 26. Ma Crepè c'era? Non c'era, c'era un altro psicologo. E l'avvocato Taormina? Non c'era? Neanche lui, no. Neanche la lui, cosa, come si chiama? La Tiziana Rocca e Giulio Base. Giulio Base, no, comunque sempre molto bello. Però sai, posso dirti una cosa? Vai, dimmi. La televisione ti ingrassa i denti. Te li fa diventare un po' più grandi. Sì, perché tu in realtà sembrano dei confetti, Baldini, veramente. Sì, è proprio quelli, dei proiettili. I confetti di. Dov'è che fanno i confetti? Vediamo se sai dove fanno i La confetti. Perfetti? Dove la aspetta? Sulmona. Ah, Sulmona, che come dicono poi a Venezia, Sulmona è un'altra cosa. Certo. Noi siamo polifemi, poliglotti, quindi parliamo. Tutto, noi parliamo in radio, proprio. Parliamo a tutti, dalle Ande alle piramidi, capito? Come si dice? Dagli Appennini alle Ande, ti ricordi? Noi invece dalle Alpi ai Peloritani. Certo. Sono Monti Peloritani. Monti. Sai quali sono i monti della Sicilia? No. I Peloritani, poi le Madonie, e poi? Che le Madonie quando ti si ferma la macchina in salita, no? Poi quali anche? Cioè, Baldini, sei pessimo. Sei Poi quali sono? Tra l'altro volevamo dire, voglio spezzare una lancia. No. Purtroppo siamo in radio e voi ve lo dovete solo immaginare, ma veramente il nostro maestro oggi ha lavato il codone col coccolino perché ha. Come c'hai i capelli come? Ha una scopa di saggina come Re Scorpione. Re Scorpione, il film, l'avete visto Re Scorpione? C'è lui ancora l'unico nel 2006 a portare ancora i capelli corti davanti e lunghissimi dietro. Michael Bolton. Jean-Claude Van Damme 1986. Quello è. Sei fuori moda. Cioè tu se ti incontro Dolce Gabbana ti sputano in faccia. Perché sei un insulto alla moda italiana, devo dire, veramente. Vogliamo cominciare che abbiamo tante cose da dire oggi? Sigla. Allora, amici, inizia Viva Radio 2. Presenta Hit Parade! Eccolo, saluto a Lelio Luttazzi. Ed eccoci qua, eccoci. Un pubblico meraviglioso, bello. Allora, ricordiamo a tutti gli amici che ci ascoltano da Turin a Moncalier, tutti gli ASU vanno a Pe perché stiamo arrivando domani. Trasmetteremo dalla Via Verdi. Sede, dov'è? Via Verdi, sì. Bellissimo, Via Verdi, musica, cose. Via Verdi a Torino, quindi veniteci a trovare, ci divertiremo, faremo il programma lì, poi la sera farò lo spettacolo al Pala Mazda di Torino, tutto esaurito, compreso chi fa lo spettacolo. Sei proprio esauritissimi tutti quanti. Tra l'altro domani avremo un ospite, cioè io guarda, sai che faccio? Voglio invitare, io sono interista, tu sei della Fiorentina, però secondo me quando si parla di Alex
ex Del Piero, ecco. ci vuole rispetto. Sì, certo. Ci vuole rispetto, certo, al dire tu sei un bastardo. No, perché io sono Viola. Però devi avere rispetto per un grande calciatore, onesto. Sì, onesto, quello sì. Non è mai sopra le righe, non si lamenta mai, non lo fanno giocare, sta in panchina. Parla con gli uccelli, tutto. Tutto. Cioè, è amico pure di Chiabotto! È vero. 9! Quindi domani lo inviteremo. Ma io voglio chiamarlo al telefono e invitarlo proprio in diretta. Non lo sa lui? No, non lo sa. Dopo. Però più tardi, tutto questo più tardi. Salutiamo la mensa della Rai che ci ha portato dei bombolotti stamattina al cioccolato, niente grazie. male. Io invece a me mi hanno fatto il merluzzo bollito, ti giuro, un merluzzone bellissimo perché fa bene alla gastrite. Ho mangiato, guarda che ho mangiato merluzzo bianco con una spruzzatina di limone, un piatto di bieta, e poi il catetere, un piattino di fagioli, ma fagioli di quelli proprio borlotti grossi, capito? Quindi meraviglioso. Ho fatto un pranzetto grazie alla mensa della Rai, il tutto alla modica cifra di circa €1,50. È vero, sono quelle le cifre che veramente si spendono. La mensa, come diceva, mensana corpore sano. Se vai alla mensa c'era pure una canzone che faceva la notte tu mi appari immensa. Giustamente. Poi c'era anche nell'immensa Italia. Vabbè, salutiamo Fiorella e Anna Maria della mensa. Certo, come sempre. Fiorella, bene, vogliamo andare subito al sodo, vogliamo cominciare la trasmissione e allora ci vuole un poco di musica. Vai, subito. Ci vuole un poco di musica. No. Mettiamo una canzone che mettevamo credo 2 anni fa, quella canzone egiziana. Siccome nel nostro paese c'è un sacco di gente di lingua araba che vive e ascolta la radio. Vogliamo mettere una canzoncina? Certo, araba, e allora vai. Domani la cinese, dai. Purtroppo non conosciamo il testo. Io spero che non dica cose strane occidentali. Bella però. Sì, guarda, aspetta. Allora amici arabi, se conoscete il testo mandatecelo. Sì, aspetta, guarda. Questo è l'albano arabo. Guarda, io non so che dico perché per me l'egiziano è proprio arabo. Certo. È vero. È bella però, Tutto l'LP sentiamo. Senti. Ci abbiamo lo smemorato in linea, mi sembra. Ecco. Buongiorno, come va lì in radio? Ho sentito questa bella canzoncina della Bassa? Meno male. Molto bello. Ma che della Bassa? Pensa che questa canzoncina l'onorevole Borghezio ce l'ha come suoneria del suo cellulare. Allora vedo che si ricorda almeno con chi sta parlando, con noi della radio. Come ha detto, scusi? Che sta parlando con noi della radio, se lo ricorda? Purtroppo con il lobo parietale del cervello completamente sfranto. Lo so. Nani. Non è il caso di. Vorrei continuare a fare sto mestiere. Volevo dire, volevo intendere che ho il lobo parietale, cioè quello del cervello, quella parte del cervello preposta alla memoria. Solo quella parte è sfranta, distrutta, polverizzata. Purtroppo. Senta, comunque si fa dei miglioramenti, via un po'. Di niente, purtroppo. Insomma, ci ha riconosciuto. Sì, certo, sto migliorando. Per esempio mi ricordo anche il suo nome, questo è bello. Insomma, come sta Pippo Baudo? Ma non sono Pippo Baudo, non c'è Pippo Baudo, dai. No. Allora, me l'ha detto ieri che era Pippo Baudo? Ieri era Pippo Baudo, oggi sono io, scusi, oggi no. Allora, mi consenta, ma cosa fa? Cambia nome ogni giorno? Allora, lei è schizofrenico, se lo lasci dire, perché guarda, ieri Pippo Baudo, oggi non lo è proprio schizofrenico. Ieri non ero io, come glielo devo dire? Ecco, vede? Anche la negazione dell'identità, quindi schizofrenico e pure paranoico. Ma guardi, ma con chi ho a che fare? Qui ieri c'era un altro. Allora, lei sta cambiando le carte in tavola, caro Baudo, sta cercando di farmi passare per un bugiardo. Io non dico mai bugie per definizione, stragribio. Strana, questa frase è la stessa che ha detto ieri il nostro Presidente del Consiglio. Davvero?
Sì. A quale proposito, scusa? No, niente, vabbè, una cosa un po' complicata legata al caso dell'Unipol, alle cooperative rosse. Pronto? Sapevo, ma è mai possibile che se uno sbaglia adesso? Pronto? Chi è che mi ha chiamato? Faccio un esempio. Sento civettare. Elton John si è sposato con il suo compagno. Pronto? Visto? Cioè non c'è modo. Oppure che Viva Radio 2 è frutto di un lavoro collettivo. Collettivo, pronto? Non c'è niente da fare. Siamo la radio, smemorato. Siamo la radio. Ah già, ma cosa stavamo dicendo, Pippo? No, che Pippo? Io sono Baldini, Marco Baldini. Marco Baldini mi dice qualcosa. Ci credo, ci sentiamo tutti i giorni. No, ma non per quello. Mi sembra di aver visto il suo nome scritto da qualche parte. Libreria, ho fatto un libro adesso, può darsi. No. Ah, ecco, adesso ricordo. L'ho visto scritto qua, eccolo qua un attimo, scusate, sull'agenda che ho nella borsa. Ecco qua, ho un appunto con scritto Marco Baldini, prestati 20.000. Non ne ho, guardi, non. Ma cosa vorrà dire? Ma non applaudite, voi applaudite, non c'ho la più pallida idea, non lo so, guardi. No, guardi, eppure c'è scritto prestati. È lei Marco Baldini? Può darsi sia un caso d'omonimia, che ne so. Ma scusi, ma lei non ricorda se si è fatto prestare dei soldi? Cioè, uno mica si fa prestare dei soldi tutti i giorni, no? Ecco. No, dico, lasci no? Perdere, lasci perdere, smemorato. Se lo ricorderà se uno le ha prestato dei soldi, no? Smemorato? Sì? Comunista! Pronto? L'abbiamo resettato. Bin Laden. It's not unusual to be loved by... Prova a prenderlo. Ale, è la canzone che sentiamo in questo momento, amico. La canzone dei nomadi vagabondi, versione brasileiro. Come si chiama il Pibe d'Oro? Come si chiama il Pibe? No, pazzo, questo è del noto discografico Fabio Solari. Che quando gli abbiamo chiesto, dai, dacci sto disco, ci ha guardato e ha detto, oh, non mi pressate. Piba da Costa, ecco come si chiama. Ratapampa, E no céu azul tão lindo vou voar. Só uma criança não sabe que tudo passa e tudo vai mudar. Cristina Giabotto, 9. Uma noite de setembro que acordei. Roberto Fleimac, 8. Meu corpo brilha com as luzes das estrelas. É da Paris. Não lembra onde é minha casa. Ti chiamo Mariotto, 8. Eu, vagabundo que sou eu. Per un totale di... non mi ricordo. Não é vendaval, 27. mas no céu me abençoa Deus. Vagabundo que sou eu. Vagabundo que não sou outro. Dinheiro na mão é vendaval, mas no céu me abençoa Deus. Sei que a estrada é aquela lá. Um deserto até parece uma cidade. A cidade. Só menino não sabe. Oh, bello sto pezzo, bello. Se ci sono delle radio che lo vogliono, noi una copietta glielo facciamo. Lo diamo, sì. Faccia. Poi uma noite de setembro che andei. Andei, sembra Veneto. A bucida. Lei. Só quero ficar num bar e nas esquinas. Não lembra onde é minha casa. Meu bambino que jogava no curtilê. Eu. E você, vagabundo, Que sou eu. não sou vagabundo. Vagabundo que não sou outro. Dinheiro na mão é vendaval. A mão vai embora, compadre. Mas no céu me abençoa Deus. Deus nos abençoa de coração. Que sou eu. Vagabundo que non so. Vagabondo, viva Radio 2, il nostro pubblico meraviglioso. Oggi saranno
680 persone, no? Sì, tutta la curva sud. Tutta la curva sud, continuano ancora ad entrare, guardate che pubblico meraviglioso. Oggi ci hanno lasciato CD, DVD, copioni, tutto. Qualsiasi cosa. Uno mi ha lasciato Ben-Hur, mi ha lasciato la sceneggiatura originale. Perché di non lo fai Ben-Hur, al cinema? compreso di bighe, la roba sacco di belle bighe. Bene, allora, no, c'è una notizia che è arrivata. Sapete questa storia di Isolde Kostner? No, Isolde Kostner che veramente ha detto: io aspetto un bimbo e quindi non farò le Olimpiadi. Giusto. Cioè, la grande, no? Brava, sì. E allora subito c'è una cosa oggi su Famiglia Cristiana, Sara Simeoni. Sì. Allora Sara Simeoni a Famiglia Cristiana parla appunto di Isolde Kostner e dice: anch'io avrei rinunciato alle Olimpiadi se fosse rimasta incinta, ma non sono mai riuscita a concepire durante il salto in alto. Era dura, sì. Non poteva. Tra l'altro l'ho bruciata proprio sta battuta perché mi sono incartato in mezzo. Capito, però adesso è il momento dell'arte, della danza, e quindi colleghiamoci ci colleghiamo con amici. Maria De Filippi. Maria, nella sala prove. Sala prove dove c'è il coreografo. Sai, ad Amici non ci fanno entrare. No, lo so, il coreografo, i ballerini che provano dello show, sentiamo. Sento già, gente che suda, gente che lavora, che balla. Castello, stop tutti, fermi tutti, fermo. Voi andate a fare doccia. Tu fermo qua, Catello. La doccia, sì. Spegni la doccia. Allora, quando si tiene il tempo, non si fa si fa hai capito? Non c'è verso, non capisci proprio. Sembri una foca, lo capisci? L'ho detto io, come fai? Mi rubi le battute, scusa, Catello? Sì. Catello, devi stare con 2 piedi in una scarpa quando parli con me. Come fai? Va bene? Siamo messi male. Lo capisci che siamo messi male? Dai, vieni qui, stai qua vicino a me. Che c'è? Che vuoi? Che c'è? Se leggi il foglio io vado avanti. Se no, Catello. Io devo andare via, c'ho un appuntamento. Tu hai un appuntamento. Tu hai un appuntamento, caro Catello, con il tuo destino. E cioè con me. Dio mio. Vabbè. Io devo fare di te un artista, vero? Io voglio guardare dentro di te e tirar fuori l'arte che hai. Fammi tirar fuori l'arte. Tira fuori l'arte. Certo. Insomma, vuoi tirarla fuori per starte? Tira fuori l'arte fuori, e te la metto da parte. Meno male. Catello ride. Tu non devi mai riso. No, da Catello. Non spaccare. Io non tiro fuori niente, capisci? Senti, Catello. Che c'è? Mi spaventi, Mettiti in posizione di quinta e guardami. Così. Allora, ho parlato a lungo con Chicco Spondrini già il nome. e Beppino Cera e insieme abbiamo deciso di darti un'altra possibilità, se no tu la sfida coi capperi che la vinci. Lo capisci? Ma scusa, me la dovete per forza dare sta possibilità, scusa, Assolutamente sì. Anzi, oggi ci eserciteremo con un nuovo passo di danza tratto da un film. Sentiamo che film sarà. Prendiamo, aspetta un attimo, fammi vedere. Ecco qua, Uccelli del Ravo. Dai. No, Uccelli di Ravo no, per favore, non possiamo scegliere un altro film. Mi oppongo. Prendiamo un altro film. Va bene, Catello? Va bene. Per dimostrarti che non sono prevenuto, scegli tu. Prendiamo un film per ragazzi, Harry Potter. Ok. Mi sta bene. Allora, Catello, tu vuoi fare Harry Potter? Sì. Bene, allora, tu sei Harry Potter. Allora, vieni qua vicino a me. Ecco, sali sulla scopa. Ecco, come la giri. Fammi vedere come voli adesso. Ma io non vedo nessuna scopa. È vero? Vuol dire che tocca a me fare la scopa, no? Vieni qui, mio bel maghetto. Sali sulla scopa, dai. Fammi vedere come svolazzi. Non scappare. Non avere paura di me. Prendi il manicotto della scopa. Certo. Non posso volare, soffro di vertigini. Meglio che resto coi piedi per terra. Va bene, ma non si è mai visto un mago senza bacchetta, no? Dove la prendo la bacchetta, scusa? Ma te la do io, la bacchetta. Certo.
Figurati se non ce qua, mio bel Pocherino. Vieni che ti faccio una magia con la mia bacchetta fatata. Ma quale magia? Lasciami stare, allontana la tua bacchetta magica da me. Abracadabra. Vieni qui che ti faccio una magia. Adesso ti trasformo in una zucca. Vieni qui, mio bello zuccotto. Grazie. Stacchiamo il collegamento che diventa arte, non va bene. Grazie. Mago do Nascimento. It's not unusual to be loved by... Prova a prenderlo. E quando lo pigli. Ragazzi, è il nostro momento, grazie Lolli, è il nostro momento perché oggi abbiamo scelto 3 canzoni da cantare con il maestro Cremonesi. Abbiamo i testi, sentite qui. In carta canta abbiamo un pezzo di Zucchero, ragazzi. Zucchero, abbiamo scelto Diamante oggi. La interpreteremo live, proprio live, mica noi cantiamo in playback o mettiamo i dischi. Qui le cose le facciamo live. Io ti prego solo di una cosa. È una canzone seria. La voglio cantare bene. Quindi tu non devi fare nulla davanti, movimenti, devi solo avere una faccia così di palta. Bravo, di palta. Grande faccia di palta. Va bene, sarò serio, prometto. Sentiamo. Respirerò l'odore dei granai e pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai. I miei occhi si chiariranno, fioriranno e ne vai. E impareremo a camminare per mano insieme a camminare. Domenica. Baldini? Sì, è bellissimo. Io adesso ti tiro la bottiglia con l'acqua. Perché tu mentre io canto fai i gesti verso il pubblico e loro ridono. Ma senti che frase poetica. Senti qua. Aspetterò che aprano i binari. Più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Le nuove distanze ci riavvicineranno. Dall'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose. Guarda la vena qua. Ballare piano incontro luce. Senti qua. Moltiplicare la nostra voce. Per mano insieme soldati e spose. Sei rosso cardinale. La parte che mi piace di più è questa, Domenica. Cremonesi, è finita! Se no, 2 ore. Eccola. Un bel lento per tutti voi, Diamante di Zucchero. Bene, senti, diamo un colpo d'occhio alla Spagna. Sì, bella, grande partita ieri. Sì, grande. Noi abbiamo seguito il campionato italiano di calcio, sono contento perché abbiamo rosicchiato 2 punti alla signora. Tra l'altro domani vado a Torino, quindi meglio che... La Juve è una bellissima squadra, meravigliosa. Io domani sono a Torino, non posso fare, veramente. Bellissima. Poi magari incontro Moggi. Certo. Ti sembrava adesso? Moggi. Ti sembrava adesso? Comunque Maurizio, abbiamo giocato bene. Poi la Juventus con tutti i suoi campioni, come Del Piero. Metti la seconda. Soprattutto dopo. Oggi sono veramente allegro. Massimo dell'allegria di oggi. È vero.
Ma com'è bello andare in Vespa per i coli bolognesi? È vero. Dipinsi l'anima. Ah già, un attacco di tiro mancinite è venuto. Che la vodka con l'acqua tonica. Siamo sconfinati. Però vedi come viene, sì. no? Perché sempre così. Viene bene, vedi, un pezzo di tiro mancino, vedi? Sì. Se tu lo fai napoletanizzato, se viene bene lo stesso. Sì, senti, va. senti. Dipinsi l'anima. Ci sta, è vero? Sotto l'anima. È vero, c'è proprio il... E poi qui ci fai i E mischiai la vodka. Ah sì, perché fai i voli pindarici. O limoncello. Certo, l'acqua tonica là. E poi la gabbia. Va bene. Allora, dal calcio siamo andati a finire a Mario Merola, pensate. Sì, questa è la forza di Viva Radio 2 che è irradiata tutti i giorni dalle stazioni di frequenze, eccetera, eccetera. Viva Radio 2, eccetera, eccetera. Sì. Guarda chi vedo in prima fila, signori, Bibi Ballandi, il noto produttore della Rai. Televisivo. Portate subito, portate un microfono a Bibi Ballandi. Signori, il Bibi Ballandi, l'Andreotti della televisione italiana, l'uomo che guida le sorti del nostro paese, non vuole parlare. No, interpreto io quello che è peggio, peggio, molto peggio. È peggio, Novità, te danno novità, Baby, te ne danno novità. Purtroppo voi non potete vedere, è diventato viola Bibi Ballandi. Vabbè. Non voglio prettare, non pretto. No, meglio non prestiamo. Senti, ma alla fine la Chiara Chiabotto va a fare le Iene? Che voi sapete qualcosa lì. Tu dici, Bibi Ballandi dice di sì. Ebbene, quindi novità, la diciamo noi, quindi Chiara Chiabotto sarà la nuova conduttrice delle Iene. Sì. Dice, noi che ce ne frega, però lo diciamo perché noi parliamo di spettacolo. Certo, sempre animali, dall'uccello di Del Piero, le Iene, no, perché faceva la pubblicità, no? Faceva la pubblicità, Gino e Michele, cancellaci. No, cancellaci. Levaci. Bene, adesso chiamiamo la Spagna. Ci abbiamo Antonio Cassano in linea. Eccola. Anche il tempo che sono entrato, fammi esternare la gioia. C'è solo questo sistema. Sempre là se la fine. Ciao Antonio. Chi? Ciao Pippo. Che Pippo? Ancora con sto Pippo, non sono Pippo, sono Marco, ieri Pippo, oggi Marco. Siete un duo, Marco e Pippo sono della stessa. Ma che? Quelle sono vecchie glorie dello spettacolo. Sì, perché Pippo Baudo è una nuova proposta? Vabbè, dai, parliamo di sport che è meglio. Baldi, guarda, io non so da che parte come un giorno, non è mai successo nella storia del campionato del mondo. Una cosa così che uno di Bari Vecchia. Sì? Tu vai a Bari Vecchia, ti metti in piazza e dici che c'è per caso qui in piazza qualcuno che ha giocato con Real Madrid e ha fatto un gol? Vabbè, è vero, dai. Ma lo puoi fare, lo sai anche dove? Sì. Anche a Potenza. Vabbè, dai, ieri lo puoi fare a Milano. Sì, certo. Tu chiedi alla gente, dici chi di voi è entrato e dopo 3 minuti ha fatto un gol. Ha segnato con il Real Madrid. Una triangolazione. Ehi, vogliamo. Robinho, si segna, Robinho, si segna, Robinho, Robinho, Cassano, gol, eccola. Vabbè, dai, hai segnato con il Real, dai. Veramente. Che devo fare? Il mio primo gol in campionato, vogliamo. No, guarda Antonio, ieri non era campionato, era Coppa del Re. Un attimo che chiede me cugino. Come che chiede? Vogliamo. Ieri sera dove abbiamo giocato? A Madrid. E dove sta? E come dove sta? Ci gioca. Ma che partita è? Io dove giocavo? Nel Real o nel Madrid? A dove? Non lo sappiamo. Real, credo. Madrid. Hai ragione, Baldini. Come hai detto tu era una coppa. Sì. Però io credo. Sì. Io credo che sia la coppa del nonno. No, Antonio, sarà la Coppa del Re. Sarà Antonio. Tu sei veramente un ignorante. Certo io. Sei un ignorante. Allora, qui in Spagna il discorso è diverso, mo ti spiego. Allora, pochi giorni fa è nata la figlia del principe Felipe. Sì. Il re
Giovanni Carlos. Juan Carlos. Che è il papà di Felipe. Sì. È diventato nonno, no? Ah, certo, allora. Quindi Coppa del Re, quindi io Coppa del... Nonno, vedi certo. Che ci arrivi. Vedi che ci arrivi. Tu, vabbè, che dobbiamo fare? Hai ragione sempre tu. Basta leggere i giornali. Certo. Dunque sei diventato ancora più famoso in Spagna. In Spagna? Sì, in Spagna. Un attimo, dov'è? In Spagna. Dove sto? In Spagna? Sì. No, lui non ha detto Spagna, ha detto in Spagna. In Spagna, sì, esatto. Baldini? Sì? Sì? No, io non so, forse... In Spagna è eufonico, si dice così, Antonio. È eufonico. Dici che è euforico. Ma che... È euforico, vogliamo. Ha vinto ai cavalli. Ma che ha vinto ai cavalli? Ha vinto ai cavalli. È eufonico, è una regola di grammatica, si dice in Spagna, ma sarebbe Spagna, cioè va tolta la I, capito? Aspetta un attimo. Dice che toglie la I. Ma che ti... Spagna non si scrive con la I, scusa. Che la voglio fare se non c'è? Guarda, si dice anche in Svezia, ma sarebbe Svezia, in Svizzera, ma sarebbe Svizzera, capito? Glielo spiega, hai capito com'è? Glielo spiega ai miei cugini. Dice che si toglie la I, quindi se uno dice, quindi dici in Italia, sarebbe dire, dove sei? Italia. Ma che ma non... Mo ti devo salutare, tipo, vado con la mia Ferrari, me ne vado. Vado a fare una ispezione. Ma no, forse volevi dire ispezione. No, spezione, è euforico, come hai detto tu. L'hai detto in 2 minuti, Baldini, sei un vero idiota. No, casomai, no, sono un idiota. Vedi che te lo dici da solo? Se l'hai detto, ha detto solo casomai, ha detto sono un idiota, casomai. Non salutiamo casomai, Antonio caso Cassani. sempre, vogliamo. Ciao, grazie Antonio. Radio Promozione, dai. Bene, no? Rosaria, cresciuta sotto le... Quanto vorrei sbocciarti. Rosaria, arancia rossa dell'Etna, rossa da gustare. Sono rosse solo se vedono l'Etna. Almeno diciamola tutta. Il famoso e unico tarocco rosso di Sicilia diventa rosso proprio grazie all'escursione termica dovuta alla vicinanza dell'Etna. Sono rosse solo se vedono l'Etna. Io l'ho detto meglio. Rosaria, l'arancia rossa dell'Etna, da Pannitteri, produttori in Sicilia da 40 anni. Ariecchice, via Asiago, Salà, viva Radio 2, live, il nostro pubblico. Evviva! 2006, l'anno delle Olimpiadi, caro Baldini. Sì, quelle di Torino. E noi domani saremo a Torino, no? A Torino che la vedremo addobbata a festa, sì. vedremo trampolini da tutte le parti, ski lift che vanno, che vengono. Sì, io farò lo spettacolo come un butto perché voglio entrare nell'atmosfera delle Olimpiadi, speriamo che veramente vengano bene, visto c'è qualche problema, qualcuno appena vede una fiaccola accesa gliela spengono subito. Porca miseria. Ieri non so chi c'era, Pescante. Sì. Sai Pescante? Sì. Chi è Pescante, quello che... Non farmi la battuta, non mi dire uomo che pesca perché me ne vado. È un pezzo grosso del CONI, se non sbaglio, se non è per presidente, chi è? Presidente del CONI, vedi che io sembro scemo. Non è il presidente del CONI. Non è il presidente? Il presidente del CONI si chiama Petrucci. E allora chi è Pescante? Scusate. Pescante chi è? Sottosegretario, però CONI non sai nulla, CONI che era arrabbiato, diceva è mai possibile, insomma, in questa Italia che pure che la fiaccola olimpica ce la prendiamo, insomma, così, ma giustamente voglio dire, lasciamolo da parte lo sport con tutte le questioni politiche, almeno quello teniamocelo come una cosa pura, no? Come una bella cosa, lo sport, se ci mettiamo la politica in mezzo, basta, non si può. Sciatore di destra o di sinistra? Esatto, io tutte e due, perché io faccio che se fosse uno solo sai dove vai subito addosso agli alberi o di qui o di lì o di riffa di raffa ci vai. Tra l'altro ieri Berlusconi è andato a Isoradio, è andato a Isoradio e ha litigato con Marina Flaibani dell'Onda Verde dell'Acido. Sai perché? Perché Marina Flaibani parlava sempre di sorpasso a sinistra. Allora che cazzo dici? Basta. Certo che prima parlavamo di averlo domani in studio sarebbe carino, no? Vai a Torino, lo chiami. Simbolo adesso. Allora noi abbiamo fatto un numero, allora speriamo di averlo rintracciato, che sai, Capello sono le 2:15, Capello se li tiene lì. A quest'ora mi fa un mazzo così, Capello mica pizze e fighe, visto? No. Loro non parla neanche, dipende in che posizione ha la scucchia. La mascella. Mascella troppo in avanti, loro non si fermano e vanno e girano. Quando se la rilassa un po', ok. Se io dico pronto,
pronto, vediamo. Pronto? Sì, chi è? Pronto? Chi parla? Noi siamo della Radio 2. Sembravo Mengacci. Sì, infatti, sembravi. Buongiorno. Ma tu sei? Ciao a tutti, sono Alessandro Del Piero. Guarda che applausi, guarda, vedi, il pubblico di Roma, Alessandro. Grazie. Bello. Allora Alessandro, noi ti volevamo invitare ufficialmente domani a Torino, no? Tu stai lì, vivi allo stadio, vivi negli spogliatoi. C'è l'appartamento lì. Che stavamo dicendo che Capello è uno severo, no? Sì, a volte. A volte? A volte sì, a volte sì. No, però dà l'impressione, sai, sta mascella importante così, devo dire, quindi dimostra. Diciamo deciso più che severo. Bravo, deciso. Io lo vedrei, tu non lo vedresti ad esempio lui in uno spot, io ti vedrei proprio Capello fare denim. Fermo così. Con la camicia aperta, quello gli fa denim. Bellissimo. Ce l'ha la faccia. Oh Ale! Ale, noi ti vogliamo fare tanti complimenti per il tuo ultimo record. Quanti gol sono? 186. Sai quando l'ha battuto il record? Contro la Fiorentina. No, qui c'è un tifoso viola. Scusa, ciao Alex. Lo conosci Baldini? Potevi andare al cinema quel giorno. Potevi andare al cinema quel giorno, Alex. Ma guarda, no, non potevo. Lo so. Senti, scusa, devo dire una cosa, Baldini. Tu lo conosci Baldini? L'hai mai incontrato? Sì, lo conosco molto bene. Più per la voce che per. Vedi. L'ho visto solo una volta, forse due. No, ma non ti sei perso, cioè nulla, va bene. No, adesso no. Andiamo. Meglio la voce. Allora, Alex, domani vieni da noi a Torino, lì in diretta. Sì, domani vi aspetto. Allora, sai cosa faremo domani? Una cosa che non si è mai fatta in radio? Sì. Del Piero palleggerà. In radio, sì, si sentirà solo il rumore del pallone che fa tum tum. Io guarda, c'ho una palla qui, se vuoi ti faccio 15 palleggi veloci, guarda, attenzione, via. La palla di Ghisa? Del Piero. No, devo dire, l'Italia è il paese dove uno può essere bravo finché vuoi, però quando c'è da massacrare qui massacrano chiunque, no? Certo. Tu come ti difendi, no? Quando sai i periodi quelli no, adesso è un bel periodo, no, ma ci sono stati anche i periodi no. Tu sei uno che te la prende oppure uno che si beve un sorso d'acqua, si fa una chiacchierata con l'uccello e gli passa tutto? Me la prendo mentre bevo un sorso d'acqua e chiacchiero con gli uccelli. E dimmi la verità invece, quanto t'hanno rotto con sta storia dell'uccello? Ma neanche tanto, è stato a momenti, poi sono uscite adesso escono sempre cose molto simpatiche. Però posso dirti una cosa, questa è mia personale, secondo me Alessandro un domani, no? Quando non giocherai più a calcio, posso dirti di almeno iniziare la carriera di attore perché sei bravo. Sì, è vero, e anche Cristina Chiabotto 9 anche lei, è vero. No, siete stati bravi, è vero. Siete stati veramente, siete una bella coppietta. Ti ringrazio. Tua moglie è gelosa? Parlavi della Chiabotto, pensavo dell'uccello io. No. Senti Alex, facciamo una cosa, non ci bruciamo tutte le battute adesso. Infatti. Allora, domani dal vivo ti voglio dire una cosa, che forse in studio domani insieme a te verrà anche, non so se la conosci, una certa ragazza che si chiama Luciana Littizzetto. Sì, la conosco benissimo. Vabbè, speriamo venga. Speriamo venga. Allora, no, viene. Sai cosa viene fuori domani? Sì, domani è macello. Allora, poi tanto, Del Piero, tanto sappiate che è un bravissimo cantante. Sì? Durante il mio spettacolo è venuto a cantare Battisti. Poi loro con la Juve hanno fatto il disco, no? Sì, me lo ricordo tutti. Sì. Allora, Alex, ci vediamo domani a Turin. Va bene? Grazie. Signori, un grande campione, Alex Del Piero. Conservati per i mondiali. Non ce ne abbiamo bisogno. Ciao ragazzi, ciao! Sono io, quello di Sai Perché. Sei tornato, Baldini? Sì. Sta voce qua proprio. Allora, tu sai perché? Sì. Cosa? Tu non sai perché? No.
Ma come mai? Perché sei tu quello di sai perché, non io, dunque. Quindi? Se tu non so perché. Se io non dico niente, tu non sai niente. No, esatto. Quindi? Non so niente. E io chi sono? Quello di sai perché? Bravo. Ci siamo arrivati. Dovevamo finire proprio lì. Sì, ma tu sai perché se tamponi un'auto di rapinatori in fuga è meglio non fare la constatazione amichevole? No, me lo stavo chiedendo, guarda. Ah, non lo sai? No. Beh, ci dovresti pensare. Certo, ora mi studio. Allora. Senti, lo sai perché al dietologo di Pavarotti manca una mano? Provo a tirare a caso. Vabbè, che ci dobbiamo fare? Non lo sai perché? No. Ma dovresti saperlo. Mi immagino. Bibi Ballandi, tu lo sai perché? Ma chi lo sa? Ma roba da matti. Senti, sai perché se vai a Torino per vedere il Colosseo probabilmente stai facendo un viaggio a vuoto? Sì, anche lì ho forse il vago ma sospetto. roba da matti. Non sapete niente, meno male che ci sono io, che sono quello di 7 io to 1. Il nastro ogni tanto va male. Sai perché le ragazze in discoteca ballano sul cubo e non sulla piramide? Certo, la vedo molto. Chissà perché? Io me lo chiedo. Sono quello di la voce qua proprio. Ehi Marco, sì, tu sei Baldini, vero? Sai perché nel film di cowboy gay chi ti prende alle spalle non è un vigliacco? Everybody get down. Questa è bella. Gino, Michele, prendila. Questa la dovete mettere esattamente a pagina 624, battuta numero 1345. Se vuoi ve la ripeto. Sai perché nel film di cowboy gay chi ti prende alle spalle non è un vigliacco? E fa ridere sempre, 2 volte consecutivamente. Roba da matti. Grazie a sai perché. Si canta! Sì, vai. Allora, io adesso ti faccio morire perché c'è una canzone molto bella di Ray Charles. Io non la so cantare bene, però solo per il gusto di sentire Cremonesi e gli altri petali che fanno I can't stop loving you, io la faccio. Signori, una bella canzone di The Genius. Io tenterò di calarmi nel pony di The Genius. Vai. Yes. I've made up my mind for living lonesome time. I can't stop waiting. It's useless to say. So I just live my life, dream of yesterday. Yeah. Those empty hearts that we one you. Still make me blue, yeah. They say that time is broken now. My time has no sleep on. Seen we'll be apart. I've made up my mind. Finale.
Il grande Ray Charles. Sembravate i cugini di campagna cremonesi. Certo. Io devo dire, sì. Scusate, mi fate senza musica, dai la nota sola che senza musica. Sì. Tutti e tre, dai, tutti e tre unuchetti, via. 3, 2, 1. 3, 4, 1. I can't stop loving you. Madonna. Ci faccio la suoneria del telefonino io. Ti faccio la suoneria, ma adesso è il momento in cui signori, il momento è da tanto che non viene, ma sì. Da quando io, sai, ho fatto un audiobook, te lo devo dire, ho letto un libro di Camilleri, Un filo di fumo, sì. E lui è venuto anche a vedere mentre io leggevo, quindi ce l'avevo davanti e ogni tanto mi diceva bravo. Bravo. Ogni tanto mi diceva così. Eravamo in sala, eravamo in via Asiago a farlo, e qua proprio dove siamo adesso, e eravamo in una sala dove c'era scritto vietato fumare 20 volte, e lui era così, stava nella sala e ogni tanto io sentivo non ce la faceva più, non ce la faceva più. Alla fine siamo usciti fuori e abbiamo fumato una sigaretta. Fumato i cartelli. Fumiamo, mi ha detto fumiamo. Certo. E noi, signori, quest'oggi è qua con noi. Lo abbiamo qua, il maestro Andrea Camilleri. Eccolo. Maestro, buongiorno. Scusate. Sì? Dicevo, scusate, sono un po' affannato. Sento affannato, sì. Non stai oltravagliando. Sta lavorando, e che sta facendo? Mi sto scavando la fossa davanti a 2 sagome giganti dell'ex ministro Siarachia. Sì? Che mi puntano addosso una lupara. Scusi, perché? Come perché? Così ho già l'inizio della mia prossima autobiografia intitolata Il fumatore. Maestro, scusi, ora però un po' con la fossa, non vorrei sembrare Pignolo, ma mi sembra un po' una citazione questa. E infatti è la citazione di una minchiata. Appunto. Ma avete letto la classifica dei libri più venduti? Va bene, dai, con un certo orgoglio c'è anche il mio libro al 7° posto della sezione narrativa. Appunto, ma si può mettere in classifica un libro scritto, e scritto mi sembra già una parola sprecata, detto da lei, da un personaggio come lei. L'elogio del vizio, l'ostentazione del vizio, il trionfo del vizio. Vizio crea dipendenza, fa buttare via i soldi, porta danni alla salute. E certo, come il fumo, no? Il fumo non è un vizio, il fumo è linfa vitale. Certo. Senta, maestro, ma non è che lei sia per caso un po' invidioso? Invidioso mai, sono solo scandalizzato. Una volta per avere successo in letteratura bisognava avere cultura, sapienza, arte. Adesso lei gliela conferma, basta avere culo. Anzi, nel suo caso direi sfiga. Ecco, va bene. Senta, cambiamo argomento. Non so se ha letto sui giornali qualche giorno fa che da quando non si può più fumare nei luoghi pubblici 500.000 fumatori hanno smesso di fumare. Che ne pensa? Sono molto contento. Per la loro salute, giustamente. No, per la mia. Con 500.000 fumatori in meno in commercio si trovano molte più sigarette. Senta, prima di salutarci ci può dare un'anticipazione del suo ultimo libro, il romanzo che sta scrivendo? Certo. Che vuol dire certo? Si tratta di però lo voglio fare senza quel sottofondo di minchia che sta facendo il cremonesi. Sentiamo. Si tratta di una vincente storia ambientata nel torbido mondo della finanza rossa.
un intreccio tra economia e politica, dove si susseguono acquisti esagerati, tentativi di accumulo di capitali e allettanti promesse di premi finali. Ma quando un commissario Montalbano si presenta per la resa dei conti, si rende conto di essere arrivato troppo tardi. E come si intitola il libro? Montalbano è la raccolta scaduta dei punti della Coppa. Grazie al maestro Andrea Camilleri. Adesso la pubblicità. Chevrolet, più spensieratezza, meno calcoli. Su tutta la gamma per i primi 2 anni, finanziamento con mini rate pari all'1% del prezzo. Assicurazione furto e incendio inclusa. E poi, nuova Matiz Planet, Euro 4, 5 porte, 5 posti, servo sterzo, ABS, doppio airbag e climatizzatore al prezzo speciale di €7.950. Chevrolet, molto di più. Importo massimo finanziato €15.000, prezzo chiave in mano, PT esclusa, TAN e TAG massimi 5,48 e 6,54%, fino al 31 gennaio. Uomo tutto d'un pezzo con la verità in tasca, mi rivolgo a te, che ne sai sempre una più del diavolo, che o è come vuoi tu o niente. Eroe d'altri tempi che dopo hanno gettato via lo stampo. Uno di poche parole, passato alla storia per aver detto: il solito. Questo saluto è per te. Addio! Da oggi si cambia, con la nuova Sambuca Averna 100% anice stellato, la delicata Sambuca e agrumi e la sorprendente Sambuca e liquirizia. Averna, il gusto pieno della vita. Hai mai pensato a quante cose puoi fare con €1,50? 18 metri in taxi. Arrivati. 10 minuti al cinema. 30 secondi allo stadio. Oppure, fino al 31 gennaio, con €1,50 al giorno puoi avere la nuova Citroën C1, l'unica city car con 1 anno di casco e 4 anni di garanzia compresi nel prezzo. Nuova Citroën C1, il primo passo verso un mondo migliore. Porte aperte 21 e 22 gennaio. TAN 7,50% e TAEG 8,81%. Viva Radio 2. Rieccoci, via Asiago, sala A. No, perché scusate se rido prima di parlare, però. Ma? Purtroppo qui noi abbiamo sto computer collegato con l'ADN Kronos, con l'ANSA, con tutte le agenzie di stampa del mondo e arrivano le notizie proprio in tempo reale. C'è questa che poi è stata pubblicata già sulla stampa, io non posso leggerla. La faccio, lo dico. Dai. Siete curiosi, eh? Sì. Allora, sulla stampa di oggi c'è un'inchiesta sulla maleducazione in ufficio. Quindi maleducazione in ufficio. Allora, per fare l'inchiesta sono andati nell'ufficio di Forza Italia. Allora il portavoce Bondi ha dichiarato: da noi è diverso, ma ora non rompete il cazzo che c'ho da fare. Chiedo scusa per la parola, però qui ci stava precisa, capito? Poi è scritta così, io non posso censurare. Ma ti pare che io sia uno di quelli che censura? Assolutamente. Io nessuno. No. Cioè veramente Luttazzi vuole venire qua a parlare, può venire, vero? Vero Ballandi può entrare? Allora Daniele, sappi che Ballandi con la testa ha fatto di sì, ha detto di sì, ha detto sì, ha detto di sì. Ha detto di sì, ha detto di sì. Allora, cosa c'è? Cosa c'è? Adesso? Sono tornato. Ma va. Non te l'aspettavi? No, 2 io volte in un giorno? E invece c'è ancora. Invece ci sono ancora. Ciao. Scusate, ma ho dato una pacca qui all'autore bravo. Io sono quello di sai perché? Perché quando voi non sapete perché, ci sono io che vi dico sai perché? Ehi, sai perché se sei in un ristorante all'aperto e si mette a piovere il tuo brodo non finisce mai? Non lo sai. Veramente. Ci sono delle cose che tu dovresti sapere. Vero, è scienza, ma non le sai. Ignoranza pura, allo stato puro. Cremonesi. Scusa. Vabbè, anche ho associato la parola ignoranza a Cremonesi. Chissà, sai perché? È stato un lapsus, sai perché? Sai perché? Ehi, sai perché se ti arriva addosso un tir a 150 all'ora è inutile che gli prendi la targa? Penso di sì. Roba da matti. Succedono nel mondo delle cose che io stesso, che sono nato con il sai perché,
Pensa, il primo giorno alla nascita, quando mi estrassero dal corpo di mia madre, io uscii e dissi: ehi, sai perché? E subito. Senti, sai perché se Rocco Siffredi entra nudo in aeroporto il metal detector suona lo stesso? Immagino. Roba da matti. Vai. Io non posso crederci. Sai perché se passi con la sbarra del passaggio a livello alzata e un treno ti investe, qualcosa non ha funzionato? Scommetto. Ma lo sai perché? No, questo ma neanch'io. Ehi, a proposito, voglio dirti una cosa importante. Vai, sentiamo. Conosci Cristiano Malgioglio? Ecco, e allora voglio dirti, sai perché Cristiano Malgioglio non riesce ad andare a passo d'uomo? Bene, era l'ultimo dei miei. Grazie. Sai perché? La viaria. Prova a prenderla. Tra l'altro Linus di Radio DJ ci ha fatto sapere tramite un ascoltatore che è qui tra il pubblico. Ecco là, come ti chiami? Antonio. Si chiama Antonio Cassoni, che viene da Puglia. Ci ha fatto sapere, Linus, se volete, che lui ci mette la voce. Bene. Così li facciamo originali. Allora Linus ti chiameremo nel pomeriggio no, però dobbiamo farle non per telefono, bisognerebbe che lui venisse a Roma qua, per 10 minuti li fa e torna a Milano. Con un aereo ci vuole, no? Allora ci siamo, ragazzi? Sì, chiamiamo no, non chiamiamo nessuno. Perché qui abbiamo un'orchestra che noi paghiamo, ci paghiamo addosso le tasse. Allora, Cremonesi, il tuo estero creativo musicale, no? Ad esempio, se io ti dico Vasco Rossi, sai che Vasco Rossi è a Roma in questo momento? Vasco Rossi è a Roma, non vi dico dove, ma è a Roma. Vasco Rossi è a Roma insieme a Tania Sachs, che è la sua assistente, che c'è quella ragazza che ha la risata bellissima. Guarda, magari facciamo un appello, Tania. Chiamaci, se sei con Vasco, e anche se non sei con Vasco, chiamaci, che Vasco è qui a Roma, sai, Vabbè, una volta abbiamo fatto un appello e ci hanno chiamato, ti ricordi? Quando chiamammo? Esatto. Hai visto mai? Che Rossi. E allora facciamo una cosa, abbiamo una bella canzone di Vasco Rossi, facciamo Splendida giornata, va bene, Cremo? La devi arrangiare tipo Santana, vediamo come viene. Ok, va bene, dai. Speriamo di farla. Cosa importa se è finita? O cosa importa se ho la gola bruciata? Oh no. Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Una splendida giornata. Stravissuta senza tregua, una splendida giornata, sempre con il cuore in gola fino a sera, che fino a sera non arriverà, ma che importa se è finita, cosa importa se era la mia vita, oh no. Ciò che conta è che sia stata una fantastica giornata morbida, una splendida giornata che comincia sempre, sempre come un'alba timida. Una splendida giornata. Quante sensazioni, oh quale emozioni vuoi, poi alla fine ti travolgerà. Una splendida giornata, stravissuta, straviziata, stranunata,
la sera di nuovo sarà. Mamma mia. Yeah. I'm about to get down. Sentito Compress che solo che ha non fatto, so se avete sentito, ragazzi, che arrangiamento che abbiamo fatto, questo omaggio a Vasco Rossi. E adesso fammi fare sto numero. Fammi fare sto numero. Che è il numero Sto di chiamando Cuba. Ah, Cuba, Gianni Minasi. Sentiamo se c'è. Lungo. Squilla. Siamo entrati. Pronto? È la radio, buongiorno. Ah, sì, devo scusate un attimo, Fidel. Allora devi lasciare la frizione più rapidamente. La frizione no, se fai così non riuscirai mai a farla impennare. Aspetta, dammi, lascia fare a me, sì? Ecco, senti. Aia. Porca paletta, mi sono sminchiato tutto. Signor Minà, ma che sta facendo? Stavamo ultimando un documentario sui mezzi di trasporto cubani. E lei è sempre là a Cuba, dunque. Cuba, la scoprì nei favolosi anni 60 grazie a un giovane Pippo Baudo che ai tempi aveva ancora i capelli alla Little Tony col ciuffo. E che veniva a Lavana per giocare d'azzardo. Mi ricordo di una famosa partita a poker con Fidel. Il leader Massimo lo beccò mentre barava e gli strappò i capelli a morsi. Poi, mosso da pietà, gli fece fare il trapianto con i peli della sua barba. Quindi Pippo Baudo, pensate, ai capelli di Fidel. Senta, Pippo è un amico, non sveli tutti i suoi segreti, per favore. Minà. Vabbè, allora non vi racconterò di quella volta che si ubriacò alla festa della Unidad de Varadero e di quando sotto gli effetti di alcol e stupefacenti tentò di stuprare una ottantenne. No, bene, grazie. Parliamo di Cuba, va che è meglio. Com'era la vita in quei favolosi anni 60? Eravamo un gruppo felice, eravamo io, Fidel, Cumpai Secondo, Paco Pegna, Tarantini, Leo Sawyer, Benny Hill, Cinesigno, Hugh Lewis, Andy News, Luciano Lutring, il solista del Mitra, Perry Menilov, Tom Ponzi, i gatti di Vicolo Miracoli e Ciro Sebastianelli. Vabbè, e come passavate il tempo? Ricordo ancora un simpatico passatempo, si chiamava l'allegro chirurgo cubano. Ah, bello, come funzionava? Si faceva ubriacare con del pampero. Un chirurgo poco prima di entrare in sala operatoria, il medico così operava il paziente fra l'ilarità generale. Vabbè, ma come finiva, scusi, l'operazione? Bene, il paziente sicuramente finiva di soffrire. Bene, quindi... Senta, e ora come trascorrete le giornate? Adesso tutto è cambiato, siamo rimasti in pochi, siamo io, Fidel, Paco Pegna, Sotomayor, il Pipe de Oro, Carol André, Fabio Baldas, Brigitta Boccoli, la nuova compagnia di canto popolare, Piazza Dora, Hector Cooper, Giorgio Lucas, Daniele Santalmassi, Manzigno, i Pandemonium e Carlo Pistarino. Che fate in questo periodo? Piazza Dora. È dagli anni 80 che non la sentivo. Piazza Dora, tra l'altro, era una che ci dava una cosa incredibile, una satanata. Vabbè, lasciamo perdere, parliamo dei giochi che fate adesso. Sì, si fanno ovviamente, abbiamo un'età, quindi facciamo dei giochi innocenti per passare il tempo. Ad esempio, questo è divertente: strofina il peperoncino sul pannolone del pensionato. È bellissimo. Vabbè, poi o collega l'impianto del concerto degli U2 al reparto cardiologia. Ma insomma, dai, signor Minà. E soprattutto questo era un giochetto che ci faceva divertire molto. Si chiama Metti il petardo nell'ultima sigaretta del condannato a morte. Ma proprio da bastardi, scusi. Vi saluto, viva Cuba e viva il Pampero. Attenzione, sta per arrivare. Stun. Pronto? Chi è? No, sente tu. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto, chi parla? Sono Vasco. Ce l'abbiamo fatta! È lui vero? Finalmente trovato la linea, te l'ho detto. Vasco! Caro. Allora, intanto devo dirti subito che appena ti ho detto sono Vasco, Bibi Ballandi si è alzato in piedi e si è messo sull'attenti. Si è messo sull'attenti, addirittura tu sai come lui, no? Si è scompigliato leggermente i capelli per te. Che è il massimo, no? Saluto il caro Bibi. Ciao Bibi, ha detto ciao Bibi.
Aspetta un attimo, perché non ti avvicini, Bibi? Ciao, Bibi. Vieni, diglielo tu, Vasco, vieni al microfono, Bibi, diglielo, Bibi. Eccolo. Ah, perché voi dovete Vasco. Ecco. Caro Bibi, come stai? Grande, bene, te vedo benissimo. Anch'io bene, grazie. Sono un po' emozionato però, Sì, anch'io. Oh Vasco, ma come mai c'è che siamo ancora emozionati? Questo è bello, vedi? Perché certo. Sai che io mi ricordo una cosa. Il famoso motor show, Vasco? Io voglio chiedere una cosa. Lo ricordo io. Perché che facevate al motor show? Le impennate, no? E dopo ho cominciato a prendere dei nomi da quel giornalista. Ah sì? Sì, fu tutto, nacque tutto da lì. Da quell'apparizione lì. Ah, da lì al motor show, sempre con Ballandi, incredibile. Sì, fu Ballandi, infatti. Ecco, vedi, è stato tutto colpo di Ballandi, quindi adesso possiamo dirlo. È stato tutto merito di Ballandi, no? Che colpa. Tutto merito di Ballandi, sì. Guarda, io Vasco l'ho conosciuto un sacco di anni fa, io ero ragazzetto, avevo appena cominciato. Ti ricordi Vasco? Ci incontravamo con Vasco a Riccione. Sì, mi ricordo. La sera io arrivavo con un vespino truccato, rosso, ci sedevamo lì a cazzeggiare e mi ricordo che Vasco mi diceva sempre dai fammi la Mazzotti. Ti ricordi? E io mi ricordo che iniziava bravissimo e io gli facevo sempre questo fisso. Senti, ma tu stavi ascoltando la radio o qualcuno ti ha chiamato e ti ha detto guarda che ti chiamo nel radio? No, qualcuno mi ha chiamato perché sono qui che sto cercando di sintonizzare la radio ma non ci riesco. Viva Radio 2. Allora sappi che addirittura la radio di Stato purtroppo tu sei a Roma, vero? Si dice. Sì, sono a Roma. 91,7. Sto arrivando. No. Sto arrivando a Roma, ti sente la radio? Sì. Ecco, guardate, sono arrivato in questo momento. Sentite che casino che c'è. È arrivata la radio, perché pensa, noi abbiamo fatto una tua canzone, lo sai? Mi hai detto quale? Ho fatto una splendida giornata, però in chiave... ecco, non l'ho sentita purtroppo. Ti sento tutti i giorni quando scendo dalla montagna con la macchina. Tu da quale montagna? Con la macchina? Dalle mie montagne. Ci senti ogni tanto? Ci senti ogni tanto? Li sento sempre verso la fine, verso questo orario qua, dalle 2:30, 3. Che bello. E non ce la faccio mai a... Sai che io ora c'ho Vasco Rossi al telefono e non so cosa chiedergli. Vasco, che ti devo chiedere? Ma io non ti devo chiedere niente. Non vi chiedere niente, che è meglio. Ti devo domenica, caro. Sì, volevo perché... venirti a trovare anche lì alla radio, se ce la faccio. Sì, però io guarda, voglio farti sentire una cosa. Tu resta in ascolto, forse abbiamo registrato quello che ne abbiamo fatto di una tua canzone. Senti, aspetta un attimo, Vasco, ce l'avete? Sento un po' a tratti perché il telefonino qua funziona. Non ti preoccupare, tanto guarda, è bello sentirti, veramente è bello sentirti qui in diretta, live. Sì. Facciamola live. Mi diceva, la facciamo live. Sì, un pezzettino, un pezzettino, Vasco, Sì. Ci sei? Cosa importa se è finita? Cosa importa se ho la gola bruciata o no? Che conta è che sia stata come una splendida giornata. Una splendida giornata, straviziata, stravissuta, senza tregua. Splendida giornata, sempre con il cuore in gola, fino a che sera non arriverà. Stop! Vasco, ti piace così? Molto bravo, molto bella. Era fantastica. Una versione stravissuta. Stravissuto fino a un certo punto. No, adesso abbiamo chiuso, Vasco. Io ormai abbiamo chiuso. Abbiamo tirato i remi in barca. Tu come sei a battenti? Sei già chiuso ormai. Io sì, proprio chiusissimo. Come non ho capito. No, dicevo, i battenti come sono? Chiusi, ma qualche fessurina ancora c'è? Sì, c'è una fessurina, ma abbiamo tirato i remi in barca. Esatto.
Reti con l'N, Sì, certo, ci manca. No, Fiore ha tirato giù il bandone ormai dopo la moa. Vasco, hai già mangiato? No, non ho ancora mangiato. Vabbè, allora buon appetito. Noi finiamo alle 3. Noi ti ringraziamo, ci vediamo domenica. Infinite. Ricordiamo che Vasco domenica cioè, ci saranno i Telegatti. Certo. E quindi ci sarà anche Vasco. Ai Telegatti. E poi li vedremo in onda il 25, credo, mercoledì. Bene. Ovviamente noi siamo della Rai, il tutto andrà in onda su Canale 5. Certo. Hai capito? È tutto veramente, è tutto complicato. È tutto complicato. Guarda, Vasco, ovunque uno si giri trova cose che non va, eh? Non è un bel periodo, diciamo, su. Sì, non è un bel periodo. No? Non è un bel periodo, però domenica sarà una grande festa. Sarà una gran bella giornata. Bene. Ok, grazie Vasco. Grazie, Vasco Rossi. Grazie. Ciao Tania. Dopo Berlusconi, Vasco Rossi, ce ne manca solo uno adesso. Chi manca? Da qui, da vicino a Roma. Allora, facciamo un appello. Allora, Papa Ratzinger. Sua Santità. Ho visto il signor Bibi Ballandi sbiancare e con le mani ha fatto così, fermo, scherza coi fanti ma non scherzare coi santi. Noi non stiamo scherzando. Vabbè, un interventino per dire ciao. Sì, esatto. E diciamo eminenza così. No, così no. Sai che io vado sempre a mangiare nel ristorante dove ci andava lui poco prima di essere eletto Papa. Ma scusa, sempre. Secondo te, se il Papa chiamasse in una radio dove ci sono dei fedeli che ascoltano, non è un pulpito? No. Esatto. Non siamo un pulpito, certo, io e te. noi siamo due pulpiti. Quindi, perché no? Perché il Papa non può, ad esempio, partecipare a una trasmissione che allegra? Perché l'allegria è contemplata anche nel cattolicesimo, cioè Gesù Cristo. Gente allegra, c'è l'aiuto. Gesù Cristo, secondo te Gesù Cristo era uno triste? No, era uno allegro che camminava sempre con le braccia aperte, che predicava, che diceva cose, anche in allegria. Beati gli allegri. Io non so gente allegra e c'è l'aiuta. Io non so se l'abbiano mai detto beati gli allegri. No, però sì, insomma, beati gli allegri perché gli ultimi non saranno quelli che erano primi. Cantiamo, però se qualcuno del Vaticano, dell'Osservatore Romano magari lo dicesse, lui ci chiama, noi abbiamo svoltato, perché quello, io smetto di fare radio e parliamo di tutto, parliamo di quello che lui ogni tanto con delle encicliche, di quello che così, perché magari qualcheduno che era disattento così lo sente dalla radio. Vabbè, facciamo un appello. Allora ti chiami Rosario tu, d'altronde, no? Allora Sua Santità certo, io vediamo Rosario, Sua Santità, se volesse noi saremmo veramente felicissimi di averla al telefono, molto felici, ovviamente, bellissimo. Dedichiamo una canzone? Sì, vabbè, dedichiamo. Quale però? Beh, le canzoni che si cantavano, le canzoni di chiesa da quando eravamo bambini. Sei tu mio tu vai Cremonese, la facciamo proprio seriamente, vera. La sa Cremonese, ha fatto il chierichetto. Io ho fatto l'organista 10 anni. Signore, sei tu il mio pastore. Poi aspetta. Nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Fine. Bravo, da chierichetto che ero. Bisogna veramente c'è un effetto che parliamo del Papa, vedi, è subito venuto questo. Parliamo del Papa e spuntano gli echi. Esatto. E spuntano gli echi. Vabbè, l'abbiamo buttata là. Buttiamo il sasso nello stagno, poi magari può succedere. Senti, ora dobbiamo chiamare un'altra eminenza meno giustamente importante di quella, però insomma il signor Mike sarà a casa adesso. Ti fa male un dente? L'ho visto un po'. Mi sa che c'è una DN che non possiamo leggere. No, però la voglio sbirciare un attimo. Era perché c'era una. No, ci sono delle. Scusate amici ascoltatori, questo momento di buco. Bene, ma questa non si può dire. Questa non si può dire. Chiediamo scusa se ci avete sentito. E mi ricordo che una volta Gesù disse alla Maddalena: bella la Sardegna. Va bene, telefoniamo al signor Mike, sentiamo se è a casa. Stavolta signore non ci salviamo. Sentiamo.
Roba da matti. Eccolo, c'è. Roba da matti, roba da scomunica. Lo so. Roba da scomunica, sentivo in interphone, amici ascoltatori, quello che ho sentito, veramente adesso parlerò con il mio amico il cardinale Ruini. No, Ruini, che Ruini? Perché lo deve dire all'inglese? Ruini. Cioè. E gli dico, guardate, avvertite l'osservatore romano, ecco, di puntare il binocolo dell'osservatore su Viva Radio 2, perché credo che facciano gli spiritosi. No, mai ci mancherebbe, mai dirò io. Mancare di rispetto. Poi là, roba da matte. Ecco, allora volevo sapere se n'è andato quello lì. Posso parlare? Quello lì che c'era ieri? Se n'è andato? Baudo, ecco, posso parlare, oppure la presenza benefica di Pippo Baudo aleggia ancora nell'aria? No, signor Mike, non è qui da ieri Baudo, non si preoccupi. Avete aperto le finestre? Sì, abbiamo aperto le finestre. Avete fatto areare l'ambiente? Sì, abbiamo fatto areare. Sì. Avete derattizzato? Vabbè, sì. Bene, allora posso parlare. Ma perché ce l'ha con il signor Baudo? Scusi. Innanzitutto perché è meridionale. Certo, Diciamolo della bassa e del mezzogiorno. Sì. Poi io non ho mai capito perché si dice che il sud, insomma, si dica così, il mezzogiorno. Allora noi del nord cosa siamo? Le terrazze. Certo, giustamente. Vabbè. Mario Bianchi, ci sei? Allora se ci sei batti un colpo, altrimenti lo batto io a tua moglie un colpo. Adesso basta, mai. Come hai detto, scusa? Si è arrabbiato. Basta, mi sono rotto. Non puoi parlare così di mia moglie, io ti denuncio. Aia. Forza Mario Bianchi, se ce la fai adesso manda la sigla. Ok, Mario. Ecco, con le buone maniere si ottiene sempre certo. Allora, dov'è la piccola scolopendra viva? Dov'è? Sono qua, signor Mike. Ma cos'è questo? Ma cos'è questo tanfo? Mario Sbianca hai sganciato? No, mai. Giuro, no. Mi viene un atroce sospetto qui, Piccolo, vieni un po' qua. Dimmi, come ti chiami? Aleandro. Aia. Là. Abbiamo svelato l'arcano. Cos'hai in bocca, piccolo, Ma ti è morta la lingua? È forse in stato di putrefazione? Mario Bianchi, dammi una caramella alla menta. Arriva, mai. Allora, piccolo, vieni qui. Mastica un po', fammi sentire. Buona Peppa, senti che roba, amici ascoltatori, Mi sa che in questo campo di menta ci hanno cagato le vacche. Una roba da pazzi, Vabbè. Dammi distanti almeno 20 passi. Forse cominciamo la telepromozione. Dopo aver fatto il bagnetto al vostro bebè per sedare i fastidiosi rossori al culetto, c'è il nuovo borotalco della Rovagnati, il porco talco. Signor Mike, la caramella ha fatto effetto, non mi puzza più l'alito, senta. Ma porco talco, scusa. Ma come ti è saltato in mente di alitarmi sulla faccia? Guarda che roba, mi hai appannato gli occhiali, Le sopracciglia sono scappate via, una roba davanti. Mario Bianchi, fammi una cortesia, riporta questa piccola fogna a cielo aperto lontano da me, forza, e ripartiamo con la telepromozione. Il nuovo borotalco della Rovagnati, il porco talco ad alto potere lenitivo, grazie ai suoi componenti, cioè sugna, grassi saturi, estratto di cotenna, polvere di cotechino e grasso maialao. Ma che maiale? Se comprate la confezzaina Maxi da 2 kg 800 grammi di porco talco, in omaggio un rotolo di mortadella igienica, amici ascoltatori, 20 piani di mortadella. Sentame, signor Mike. Ma fatti gargariglie la lavanda. Roba davanti, ma che lavanda? Una lavanda gastrica forse ti devi fare. Adesso la misura è colma. La 2, la 3. Mario Bianchi, mi fai la cortesia? Allora mi porti la sparachiodi che abbiamo usato per bucare le ruote alla Renault Clio di Mastrotta. Forza. Dai, eccola, vieni qui, piccolo, chiudi la bocca. Prova a dire abracadabrao. Perfetto, amici ascoltatori, adesso è a prova di tanfo.
Perché? Non lo capisco, forse ha sete. Portatemi una cannuccia che lo faccia beverare. Non c'è niente da fare, ragazzi, credo che non respiri più. Lo vedo blu. Ah sì, Lo scuccio. Sì, meglio, sì. Lo scuccio. Lo scuccia. Facciamo un'altra volta, dai. Sì. Amici ascoltatori, allegria. Grazie, signor Mike. Anche oggi abbiamo dato. Viva Radio 2, programma con Fiorello, con i nostri autori Cassini, Bozzi, Dirisio, Taddia, in regia Marco Lolli, poi il nostro maestro Enrico Cremonesi, Carmelo Isgro al basso, Massimo Pacciani alla batteria e Andonello Corraduzza, detto Combres, alla chitarra elettrica. Altro giro, altra corsa. E poi salutiamo i nostri tecnici Pino Berardi, Marco Cristilli, Stefano Silvestri, detto Sly. La redazione Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, al backstage telecamera che ci ha fatto 2 giberne così tutto lo spettacolo, Marchino lui, eccolo qua. Programma a cura di Marina Mancini. Bene, ringraziamo Alex Del Piero che ci ha chiamato, Vasco Rossi. Ciao, ci sentiamo domani a Torino. Ma grazie. Domani a Torino. Come fa a esserci? No, dice, c'ha le cuffie sul casco, come si fa? Allora, perché secondo me? Perché noi adesso dobbiamo scappare, metterci in macchina prima che, perché tu sai che da Roma vai in macchina col casco? La Flaminia a quest'ora si blocca e quindi per arrivare in autostrada si possono anche perdere 2 ore. Quindi abbiamo questo lasso di tempo da uscire da Via Asiago e partire per andare alla volta di Torino, amici ascoltatori. Forza e coraggio. Forza. Va bene, bene, abbiamo finito. Abbiamo Ci finito domani a Torino. Domani da Torino, grazie. Ciao.